e seguisco questa strada qua. Guarda, 1 ora e 10. Andiamo. E va bene. Però una bella giornata. No. Credo che sia quella lì la cima del monte. Quella lì davanti a noi. Sì. Ah, fa la bella vita qua, Torna su. Che bello. Bello, no, Babi? La nostra macchina. Sì. Lì adesso c'è la Santella e guarda che c'è l'indicazione. Adesso di qua. Esatto. Ti diceva strada ciotolata con una Santella in pietra, eccola lì. Quindi siamo arrivati. Vai Babi! Oggi i panorami sono bellissimi però, bisogna dirlo. Ed ecco la Barbara che si dirige al borgo di Cabofelli. Oh. Bella una fontanella lì. Caratteristica. Potrebbe essere che ci abita tutto l'anno. Dici? Non lo so. Però è tenuto molto molto bene. No, forse tutto l'anno no, però comunque... Bello però, no? Molinasco 30 minuti. Qua. Sì. Bello quella terrazzina tonda. Sì. È bello come borghetto, ben tenuto. Andiamo. So, penso che si prosegui di qua adesso. Ma che siamo già arrivati, vabbè. Cosa stai dicendo? Siamo uguali. Eh sì, occhio. Oh, poco siamo arrivati. Dietro c'è l'indicazione per la croce. Bella questa zona. Al massimo possiamo scendere qua a mangiare, se vuoi. Andiamo su di qua, su di qua. Dai Babi, ultimo sforzo, su. Dai che adesso la vedi. Non puoi non vederla. Ah, ok. No, infatti, vedi. Vai, dai che ce la fai. Questa immane fatica, vabbè. Wow. Vai. Che ce la puoi fare? Eccola. Croce di vetta, vabbè. Vedi che nonostante veramente sei fatta? Esulta? Piace la croce qua? È strana, no? Che panorama, wow, spettacolare. Wow. Che leggi?
Andiamo un po' qua. Wow. Pensa com'è ampio il panorama. No, tranquilla. San Pellegrino. Sì, sì, adesso facciamo. Aspetta. Bello, no? La croce ti piace, Barbara? Sì. È carina, no? Diversa dalle altre. Mai Esatto. vista altre croci. È vero? Alben, Grem, Adera, Menna, Cordustella, Toro, Pigherolo, Secco, Cavallo, Fioraro, Venturosa, Cancervo, ti ricordi, Barbara, Cancervo? Forse lo facciamo il sornadello, Barbara, non sei contenta? Tubo ti fa vedere proprio la montagna, hai visto? Certo. Se tu ti metti alla stessa altezza te la... Lo sto guardando. Beh, è anche più facile da riconoscere perché sono imbiancate, quindi... E allora, signorina Babi, cosa ne pensa di questa salita? La salita è stata piacevole, non è difficile perché c'è solo la salita un po' ripida, ma proprio l'ultimo pezzettino. Gli ultimi 400-500 metri, dopo comunque insomma, Sì. è fatta sulla strada, quindi è per tutti. Siamo stati un'ora e mezza e sopra, come si vede, il panorama è davvero bello. Sì, bella, Si spettacolare. vedono un sacco di montagne. E tante di quelle le hai fatte, sei contenta? Le ho fatte, sì. Cosa ne pensi della croce che saluta? È una croce diversa dal solito. Mai vista una croce a tre croci? Una croce a tre croci? Una croce a tre croci. Vediamo sto gatto che è giù. Esatto. Così, Vedere tutto. orecchiette per il freddo e basta, insomma. Quindi comunque non è una salita difficile, è una salita facile. No, no, non è difficile, no. Buon, dai. Anche se ero fuori allenamento non posso dire di no. Oh, buon. Mandi, Ciao. ciao a tutti. Babi, saluta la croce che saluta. Ciao ciao. Sì, sì, si vede proprio bene, vicino. Siamo proprio sopra San Pellegrino, Ah sì, vero? Sì, sì. Grand Hotel. Bisogna guardare dentro il tubo. Io che sono una di mare, devo spiegare a uno di montagna che se guarda dentro il tubo riesce a capire che montagna è. Quella lì è Alben. Brava Barbara. Brava Barbara, Ma io non sono uno di montagna, io sono uno di città. Comunque delle zone, io sono tutta da un'altra parte di mare, tra l'altro.